prega per noi peccatori. Buonasera Oschiri! Andiamo a intervistare il presidente. Amici, buongiorno, bentrovati. Noi abbiamo dormito qui ad Oschiri sotto l'albero in questa panchina perché volevamo essere strapuntuali, non perderci niente di questa festa. Davvero tantissime le cose da farvi vedere, serie, meno serie, insomma ci sarà davvero da divertirsi. In primis vi faccio conoscere il presidente Alessandro, che ha su di sé una bella responsabilità perché tutto il paese aspetta questa festa per tutto l'anno. Per tutto l'anno, sì. Noi festeggiamo qua i santi patroni di Oschiri, che sono Santa Lucia e San Demetrio, a cui tutti sono molto devoti. Questa festa dura 5 giorni grazie al lavoro di tutto l'anno del comitato. Don Luca, un momento importante per il paese perché davvero lo si attende tutto l'anno. Certo, è proprio la festa patronale che noi abbiamo la fortuna di celebrare ricordando e onorando due santi che celebriamo quasi insieme, ma li differenziamo attraverso due processioni che la gente attende con ansia, attraverso due celebrazioni solenni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Laura, una festa che non poteva che partire da qua, anche perché mi spiegavi, Oschiri ha una ricchissima tradizione religiosa. Sì, certo, Oschiri ha una ricca tradizione religiosa e culturale perché noi abbiamo tantissimi santuari nel circondario. Il più noto sicuramente è Madonna di Castro, perché comunque fino al 1503, scusate se sbaglio, è stato comunque sede vescovile e tuttora abbiamo un vescovo in carica. Poi c'è Santo Stefano, Santa Madonna di Otti, San Leonardo, insomma, e tutti sono molto festeggiati e molto sentiti in paese come feste proprio culturali e religiose. In particolare però San Demetrio e Santa Lucia, anche perché hanno due vite particolarissime. La gente, io ho provato a chiedere in giro, è davvero informata su questi due santi, in particolare su Santa Lucia. Che lei sì, ha fatto... allora, un grosso martirio, Santa Lucia, perché comunque è stata promessa sposa da giovanissima e lei durante un pellegrinaggio per Sant'Agata per credere alla grazia per la madre ha ricevuto la grazia che la mamma appunto è stata guarita e quindi lei in sogno ha voluto consacrare la sua vita a Gesù, però il suo sposo non era d'accordo di questa sua scelta, l'aveva poi comunque denunciata come cristiana ed era stata martirizzata e comunque si pensa addirittura che fosse stata anche decapitata.
com'è bello che la nostra comunità si ritrovi anche oggi, nel giorno in cui celebriamo il patrono della nostra comunità assieme a Santa Lucia ieri. Ecco, non mi ripeto nei ringraziamenti che ho fatto ieri. Cristo Signore, che ha manifestato in San Demetrio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa a tutti ancora. Siamo col presidente della banda di Oschiri. No, presidente, no. Un componente della banda di Oschiri, appena ricostituita perché si era fermata da un po'. Sì, si è ricostituita la prima. L'esordio l'abbiamo fatto a Pasqua. Orgoglioso, presumo, perché voi aprite tutte le feste paesane. Orgogliosi di suonare. Aspetta, chi suona nella banda? Perché la banda dà allegria, è vero, dà il senso della festa. Senso della festa. Finito il rinfresco, subito tutto il comitato comincia a darsi da fare, o meglio, le donne cominciano a darsi da fare, mentre gli uomini... Buonasera Oschiri! Ok, non ho più indietro, e parte lontano, davvero, la devi tagliare un po'. Ci sei? Pubblico, 10, 9. Mentre gli uomini dormono, le mamme e i bambini del paese invece vanno a divertirsi poco lontano, dove li accoglie uno staff di pagliacci, trampolieri e animatrici che intrattengono i bambini con balli e giochi di tutti i tipi. Ah, ecco, si sono svegliati anche gli uomini, ma non avevamo detto che i giochi erano per i bambini. Buona serata, ciao a tutti! Tramontato il sole, la festa continua. Che c'è? Mi vuoi vendere il biglietto? Ma e cosa si vince alla lotteria? La televisione 55 pollici, un orologio, un computer. Il computer ci va bene. Eh. Vabbè, allora facciamoci un giro insieme, così raccontiamo di questa serata e poi discutiamo anche della lotteria. Va bene. Dicevo, dopo il tramonto la festa continua, ma continua alla grande. Continua alla grande fino alla domenica. Fino alla domenica, questa festa è dedicata a tutti poi, un po' ai bambini, un po' a chi ama il folk, un po' ai giovani. Un po' a tutto. E non ci possiamo lamentare. Ma sta andando bene? Sì, grazie a Dio sta andando tutto a meraviglia. Però come facciamo che stiamo parlando sempre di spalle? La telecamera è dietro. Dobbiamo camminare all'indietro. Le interviste le fanno così all'indietro. Ti sembra che camminano in avanti, ma camminano all'indietro. Prima o poi moriamo oggi, quindi è meglio ma fra che finiamo 120 anni E
E a questo punto comincia la parte notturna della festa. 3 giorni di spettacolo e intrattenimento, tra cui una dedicata alla musica con Giusy Ferreri, Gabri Ponte e Mondo Marcio, che vedremo tra poco, una al folk e una al cabaret. Ma cabaret davvero da ridere, coi protagonisti di Colorado, tra cui il fenomeno di simpatia Fubelli. Cosa è successo? Romola. Non ricordavo più corto lo stacchetto. Ma più corto di così, ha fatto 10 secondi. Ho fatto una cazzata, forse mi ricordavo più corto il palco, va bene? Vabbè. Mamma mia quanta gente. Sì, Accidenti. Guarda, giuro siete il pubblico più bello che abbia mai visto. Ma che cazzo? Ma che la sigla! Dopo il pieno di risate si passa alla serata dedicata al folk. E come in tutti i paesi sardi è sempre un momento molto atteso, e lo si capisce dal fatto che tanti, per non perdersi nulla, si portano addirittura le sedie da casa. Bastano le prime note della chitarra di Nino Manca, che subito tutta la gente che finora era sparsa per le vie fra stand e bancarelle si muove verso il palco, riempiendo pian piano la piazza davanti alla chiesa. Solo alcuni non si spostano dalla loro postazione fissa e noi andiamo a curiosare. Qua e là e lì e su e giù e sotto al ponte di Cantù che fa flanella con la sua bella, con il altro Addirittura comitato leva 74-75 in Mondovisione, cioè questo qua viene mandato. Si vede che sto dicendo stupidaggini, vabbè. Cosa ne pensate della festa? Io sono uscito poco e... Neanche li conosco. sono da ammirare. Sono bravi ragazzi, ho visto che stanno organizzando per tutto l'anno e grazie, dobbiamo dirlo. Volevo sapere cosa ne pensa in generale del comitato 74-75. Bella cosa. E invece di quello 76-77? Chiediamo anche al signore cosa ne pensa di questo comitato che si sta facendo in 4 per il paese. Che rihanno alleato simbolato da moda. Perché? La gente è tutta qui e senza cosa guardano il palco. Giusto. Anch'io me lo sono chiesto, ma la gente è tutta qui, cosa guarda? Il palco. Chiediamo anche al signore che ha tutta la visuale piena, cosa ne pensa di questo comitato 74-75? Giovincelli che pensano solo a ballare, divertirsi. Gabri Ponte, Giusy Ferreri. Fare di tutto. E invece voi cosa ne pensate di questo comitato 74-75? Sta facendo bene? Bravissimi, bravi. Hanno fatto anche una Che bella televisione festa. siete, scusate? Italia 1. Ah, Italia. Bene, No, siamo in Italia 1. Piacevolissimo. Vero? Sono bravi? Simpatico, molto, molto. Bellissimo. Volevo chiedere anche alle persone in prima fila, perché loro vedranno tutto. Cosa ne pensate di questo comitato 74-75 che sta coccolando i suoi paesani, no? In questi giorni? Certo, però la gente non è mai contenta. Perché? Perché ci vuole estrarre la conca. Signore e signori, amici di È cominciata la serata, grazie. Buonasera a tutti. Benvenuti a questa serata che dedichiamo interamente al canto e al ballo sardo, alle nostre tradizioni popolari, alla nostra cultura. E puntuale come un orologio svizzero parte anche la serata dedicata agli amanti del ballo e del canto sardo. Una serata piena di ospiti provenienti sia dal nord che dal sud dell'isola che, siamo sicuri, sapranno divertire e accontentare un po' tutti. Regina della serata, la oschirese Franca Pinna.
Franca Pinna, tantissimi gli anni al servizio della musica, tantissime le piazze visitate, ma tornare a Oschiri ha un sapore diverso. È sempre un'emozione fortissima perché Oschiri mi ha dato il Natale per quanto riguarda anche la mia carriera artistica, perché nel 1972 questa piazza si stava esibendo mio padre insieme ad altri colleghi e lui mi ha invitata a salire sul palco perché io sono figlia d'arte, mio padre veniva chiamato Nanni Pinna su Redessa Corsicana e perciò io ho esordito qui ad Oschiri. Oriente es occidente quería su minore non sensi di spala annunziare Sant'Ala. Vedete qualche ritardatario che si porta le sedie da casa, ovviamente come vedete deve essere che ha famiglia numerosa perché le sedie sono 3-4 che se ne sta portando. Adesso non avrà più posti in prima fila perché là è disseminato di persone, ma io non volevo farvi vedere solo lo spettacolo e le persone là. Giratevi, io volevo farvi vedere anche questa parte della festa. Perché? Perché da questa parte della festa, dietro le quinte, dove c'è il fumo dei panini, delle cose da mangiare e non dove ci sono le luci dello spettacolo, c'è il comitato che lavora e non sta godendosi lo spettacolo perché pensa sempre e solo a lavorare. Si coccola proprio questi paesani con una cosa incredibile. Adesso io ve li faccio vedere quanto sono indaffarati, perché è importante dar rilievo anche a questo, perché non è soltanto il ballo, la festa, eccetera. C'è lavoro e ve la volevo far vedere. Oltretutto qua c'è una bella aria di festa, non so se sentite la musica, insomma le voci, si sta bene. Ecco, entriamo là dentro a parlare col comitato. Anche se so che gli rompo le scatole, io vorrei vedere cosa stanno combinando, perché qua c'è una tensione incredibile. Cosa assaggiamo? La salsiccia. Com'è questa esperienza da cuoco? Io, non è la prima. Ah, non è la prima, per te è la prima esperienza? No. Ma chi è più esperto, 74 o 75? 75 naturalmente. 74, ci vedi differenza? No, secondo me che sono più brutti loro, siamo più belli. Ma poverino. Io sono del 75, obiettivamente ha ragione. Vabbè, ma non è che si veda così tanto la differenza per un anno, dai. Loro sono addetti alla spina. Cioè, è proprio un diploma, una laurea, proprio avete studiato. Ho fatto 2 corsi, certo. Una al cliente e 2 a me. E 3 a lui. A lui giustamente. Dai, a parte gli scherzi, davvero si sta. Stiamo lavorando bene. Grazie a Dio. Big 35s whining on the asphalt, grabbing mud, slinging up some red dirt. Cosa ne pensi dei tamburini in generale? Come niente? Cioè, avrai un pensiero sui tamburini? No. E su Gabri Ponte? No. Sul Mondo Marcio? No. Sul Comitato 74-75? Sì. E c'è, dimmelo, cosa ne pensi? Qui noi non ci stancheremo mai di ascoltare queste belle voci, questi bei canti, questo accompagnamento strumentale della chitarra e della fisarmonica, perché è un piacere. E sul tempo che sono collega devo creare una cosa, che la regione Sanna dà dello zacchinari, 4 fesserie, vero è, 4 non la gazzonare, ma la narra, 3 cazzate, però a suo canto sarda, a sua cultura sarda, a tutto quel che è bella cosa non dà nulla, non sa segato, chiuso, tagliato le forbici, non danno nulla. Noi con mille sacrifici, noi si sono comitato e tutto,
tentamos de andar adelante con esta tradiciones. Hay mucha gente que noi votamos, che sono convinto di essere più bravo di me, di esse, non comprende nulla. Sanidade sì che lo maniganiscono. È una rosamidade. Su resto, sulla dividi, no, sanidade se lo leana, sanitade se lo dividi. E come avete posato compromesso, tutto un pare, e parliamo tutto un pare alla lavoro. E finalmente arriva il momento più atteso, almeno per gli amanti del folk, che ora si possono scatenare e il centro del paese si trasforma in un attimo in una balera alla luce dei lampioni e al suono di chitarra e organetto. L'indomani, aspettando che ricomincino le iniziative del quarto giorno di festa, ne approfittiamo per fare un giro nel paese, all'interno delle piazzettine e dei vicoli più interni e meno frequentati rispetto alle vie principali. E scopriamo un paese pulito, ben tenuto, ma soprattutto ospitale, con gli anziani che ci offrono un bicchiere di vermentino ad ogni porta e le signore che ci indicano man mano i vicoli da percorrere per arrivare alla piazza principale, in cui si trova la cattedrale, che è il punto d'inizio della festa. Non essendo ancora finita l'estate, qua ad Oschiri, anche perché stiamo camminando per riuscire a documentarvi tutto, c'è caldo, per cui io farei una visitina in uno dei tanti bar che ci sono qua sul corso, anche perché poi c'è il vigile del paese qua, quindi abbiamo scelto non a caso questo bar, perché mi hanno detto intervista il vigile, per forza. Che ci frega, ma che ci importa. E poi abbiamo qua anche i rappresentanti della banda, insomma l'assessore, quindi primo pit stop della giornata proprio qua al centro per una chiacchiera con tutti. Venga, non si nasconda. Allora, cosa ricorda di bello delle feste da lei presiedute? 40 anni fa ero più giovane. E anche io, eravamo anche belli. Io non lo sono mai stato sempre. No, io ero bellissimo. E le ragazze fanno innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa? Se lo staravino ci ha messo l'acqua e noi ai rapino dei castelli che questa zozza società. Salve, siamo qua a Oschiri secondo pit stop al comitato della festa 75-74. Intervistiamo la cassiera. Cosa pensa di questo comitato? È bella, tutto è bene. Che è un grande comitato. I migliori in assoluto. Una grande classe. Elenca tutti i nomi, uno per uno. Che ci importa, se lo staravino ci ha messo l'acqua e noi è divo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo. Presidente, ecco, andiamo a intervistare il presidente. Eccolo qua. Cosa pensa di questo comitato? Di te? No, del comitato. Non rifammi la domanda. Allora, presidente del comitato 74-35, cosa pensa del comitato? È bella. Che siamo i migliori, grazie. Mitico. Ne ho visto peggio. Antonello, non ci piace di lavorare. Un'intervista. Anto. Allora, stiamo facendo un'intervista per il comitato. Cosa ne pensa di questo comitato, Tatiana? È timida, è timidosa. Cosa pensa del comitato? Fascia protetta o posso esprimermi liberamente? Non commento. Che c'è?
Perché? Non comment. È bella, tutto è bene. Vi diamo 150 euro in più se gli togliete il microfono. Ok, allora no. Ecco qua, 500 euro. Ed eccoci a Oschiri per questa ultima purtroppo giornata di festa, ma una giornata grandiosa perché oggi c'è il concerto finale. Io vi volevo far vedere già tutta la gente. Oh! Buonasera! Pronti? È sempre lui. Io volevo far respirare un po' di questa ultima giornata che è tesa, è grossa. Tesa è del poco, è super tesa. Siamo stanchissimi. Non ce la facciamo più, però speriamo ne valga la pena, dai, di tutto il lavoro fatto. Ne varrà la pena. Guardate come si mettono a disposizione, ognuno ha il proprio ruolo e stanno già cominciando a far deviare le macchine fuori dal paese. Lo lasciamo andare che è indaffarato, siamo ancora fuori dal paese. Eppure, ciao, a dopo! Eppure la gente, come vedete, è numerosissima perché la serata è grossa. Voi siete qua per chi? Per Giusy Ferreri, per Gabri Ponte. Ma veramente? Ah, ma veramente? Mi dica una canzone di Gabri Ponte. Lei è qui per Gabri Ponte? Ed eccoci arrivati davanti al palco, o meglio dietro il palco. È un po' buio, eccoli qua i fans. Ma quale fans? Questi sono il comitato! Carichissimi per questa grande serata. Quanta gente c'è? Tantissima! Hanno portato un sacco di gente ad Oschiri. Vogliamo fargli capire chi c'è davanti ad attenderlo? 1, 2, 3! Innanzitutto vi faccio vedere il retropalco perché non ve lo fa mai vedere nessuno. Vedete tutti i gruppi che confabulano, si concentrano, qua ci sono praticamente tutti i manager, ma soprattutto io vi volevo far vedere il pezzo forte. Guardate proprio qua dietro il palco l'albergo a 5 stelle di Giusy Ferreri, perché lei non è una tipa d'albergo, lei fa il tour così. In tutta Italia lei gira col suo camper e sentite, guardate, se aguzzate l'orecchio si sente anche lei, sentite, non so se si sente là, che sta facendo i vocalizzi, li sentite bambini, i vocalizzi? Perché lei è una seria, lei si concentra, si prepara, la prende seriamente ovviamente. Va bene, io questo ve l'ho fatto vedere, cosa che non vi fa vedere nessuno, come dicono nelle televisioni serie, un'esclusiva. Comunque, a parte l'esclusiva, adesso cominciamo a divertirci veramente perché Oschiri sta esplodendo. Un successo davvero incredibile. La ex cassiera milanese ha fatto cantare il pubblico a squarciagola per quasi un'ora, rispolverando tutti i suoi successi dal primo album Supermarket in poi, fino ad arrivare alla canzone in assoluto più conosciuta di tutte, ovvero Roma Bangkok. Staccando il tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove non metropoli con dei topici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa il finestrino, voglio vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo
Non sappiamo di preciso quante persone c'erano, ma sentirle cantare tutte insieme è stato davvero un momento indimenticabile. Il fatto è che questo è solo l'inizio, perché finito il momento di Giusy Ferreri arriva uno degli idoli di giovani e giovanissimi. I telefonini ricominciano a fare foto e video per il rapper Mondo Marcio, che apre il concerto proprio parlando della Sardegna. Onestamente amo venire in Sardegna, amo veramente la Sardegna perché è una terra bellissima, ma al di là di quello la gente è ancora più bella, è gente vera, gente che se ti deve dire una cosa te la dice in faccia, gente che se ti deve mandare a ti ci manda in faccia, e per questo avete tutto quanto il mio rispetto e siete gente che ha un cuore molto grande e questa è una cosa che rispetto molto. Sulle mani! Oh, 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 oh. C'è qualcosa che non va? Perché vedi un po' di anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola, dietro due psichiatri ero solo un bambino. Ero solo un bambino. E dicono capita ma non spararti, fra sfogliami l'anima e vedrai che c'ero così vicino. C'ero così. Non è propriamente il mio genere, però devo ammettere che Mondo Marcio ci sa fare, non solo per la sua musica, ma per il fatto che riesce a parlare col pubblico e farlo riflettere anche su temi importanti. Sembra impossibile, ma la serata non è per nulla finita, anzi... Marco, vieni, aiuto. Come Marco? Conosci benissimo i nomi di tutti. Anche io, lo puoi dire. Vai, una foto con Marco e Antonello. Una foto con Marco, chi è Marco? Antonello e Marco. Antonello, Marco, Antonello, Marco, Michelino. Grazie, Michele. Michelino. Quindi signori, chiudiamo questa festa, la 138esima edizione della festa di Santa Lucia e San Demetrio. Signore e signori, ad Oschidi, Gabri Ponte! Fatemi vedere dove finiscono le mani! Everybody put your hands in the air! E qua c'è davvero poco da dire. Parlano le immagini, la piazza esplode letteralmente. Si balla dal fondo della strada fino ai terrazzini che tremano sotto i colpi delle casse che pompano successi di oggi e di ieri remixati ad arte per coinvolgere tutti, ma proprio tutti. Insomma, un finale adrenalinico perfetto perché sintetizza bene questa festa che sta davvero diventando ogni anno più grossa e frequentata. Appuntamento quindi all'anno prossimo.